comune di San Salvatore di Fitalia, situato nella provincia di Messina, è entrato a far parte del circuito turistico Bella Sicilia. Questo affascinante borgo, arroccato su un suggestivo promontorio, è noto per le sue numerose chiese che ospitano preziose opere d'arte di diverse epoche. Tra le opere più significative si trovano alcune sculture di Antonello Gaggini, la statua della Madonna della Neve, realizzata nel 1527 e conservata nella chiesa del Santissimo Salvatore, e un magnifico trittico marmoreo che rappresenta la Vergine Maria tra i santi Pietro e Paolo, situato nella chiesa di Santa Maria Assunta. All'interno di quest'ultima, sopra l'altare maggiore, si può ammirare un organo settecentesco e un ciborio in legno dorato scolpito dagli allò di mirto. Il santo patrono di San Salvatore di Fitalia è San Calogero Eremita, la cui festa si celebra ogni anno il 20 agosto. In questa occasione molti pellegrini provenienti dall'Interland si recano a piedi al santuario dedicato al santo per partecipare ai festeggiamenti. Negli ultimi anni l'amministrazione comunale, sotto la guida del sindaco Giuseppe Pizzolante, ha realizzato murales e opere in legno e ferro battuto nel centro del paese, trasformando San Salvatore di Fitalia in un museo a cielo aperto. Grazie alla sua posizione strategica lungo la via che collega il mare all'entroterra, il borgo offre panorami mozzafiato su un'area verdeggiante, caratterizzata da vallate e alture sempreverdi, con vista sul mare e sulle isole Eolie. Qui si respira un'atmosfera di tempi passati e nei vicoli si possono ammirare antiche case e piazze che si affacciano sulle chiese artistiche. San Salvatore di Fitalia ospita anche un museo delle tradizioni religiose, che raccoglie reperti fotografici e oggetti storici. Situato a 603 metri sul livello del mare, il borgo è facilmente raggiungibile dalla costa tirrenica tramite l'uscita autostradale di Rocca di Caprileone, seguendo poi la strada provinciale 155 per circa 15 km. Dal punto di vista gastronomico è possibile gustare specialità tipiche dei Nebrodi, con piatti a base di carne, funghi, castagne, miele e nocciole. Durante l'anno si svolgono vari eventi enogastronomici dedicati ai prodotti locali. L'amministrazione comunale ha aderito al circuito turistico Bella Sicilia, promosso dall'associazione Vivo in Sicilia, presieduta da Valentina Grimaldi, con l'obiettivo di aumentare la visibilità del borgo e attrarre più turisti. Grazie a questa adesione, coordinata da Michele Isgro e supportata da Onda TV come media partner, sarà possibile valorizzare le peculiarità del borgo attraverso diversi canali social, incluso quello di Bella Sicilia. Inoltre è in programma la realizzazione di un documentario per raccontare le caratteristiche del paese e diverse attività per mettere in risalto le tradizioni locali.